grazie. Io quasi non mi ricordo più come si fa, mi sembra che allora si diceva buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento post lockdown, se possiamo chiamarlo così, di Miss Italia. Stanziate, mi raccomando, rispettiamo tutto quello che deve fare, perché anche noi di Miss Italia, anche il rispetto delle regole che ci sono imposte, ma il sorriso in questo caso lo vediamo di queste bellissime candidate per questo ritorno per noi davvero molto molto importante. E poi siamo particolarmente felici di essere qui all'Hotel Elite, che è un hotel che ha una storia molto particolare legata al nostro concorso, e poi ovviamente a Jesolo, tutti quanti sapete quanto importante sia questa città per la nostra 81esima edizione di Miss Italia. Bene, io comincerei subito con degli ospiti, intanto facciamo un applauso per loro, perché sono le prime ragazze a proposito di questa importante selezione. Si è parlato molto come sarà Miss Italia del 2020, insomma i giornali sono uscite alcune dichiarazioni e come al solito Miss Italia riuscirà a stupirci anche in questa edizione. Ma vorrei che come degli amici che porteranno un saluto a tutti quanti voi. Inizierei con la padrona casa, la signora Chetti. Prego Chetti, Musanetto, come? Grazie. Insieme a lei è un grande piacere averlo qui con noi il sindaco di Jesolo, Valerio Zolfo. Chetti, a lei il microfono. Signori e signori, buonasera. Come ogni piacere questa sera presentare questa prima edizione regionale di Miss Italia dopo un sito un po' difficile e particolare. Quindi io spero di alleviare un paio di orette con gioia e tranquillità. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo è una sera un po' particolare perché dopo mesi che tutti quanti abbiamo vissuto dei momenti particolari, ritornare diciamo una serata quasi normale. Abbiamo dei programmi molto ambiziosi quest'anno, dovevamo andare a farlo oltre che il nostro che facciamo qua in città, dovevamo farlo a Monaco di Baviera. Gli ultimi 2 anni eravamo stati in Vaticano e a Matera, e quest'anno avevamo programmato appunto Monaco di Baviera e che abbiamo dovuto annullarlo, quindi pian piano abbiamo annullato quasi tutto, quindi ci rimane solo qualcosa. Speriamo che il prossimo anno di riprendere la grande come siamo abituati qua a Jesolo, ma intanto ci godiamo questa serata e ragazze, in bocca al lupo e brave, coraggiose per questa prima serata. Non è la prima, perché la prima l'abbiamo fatta noi a Marti, mi sembra, no? La seconda serata di selezione. Salute a tutti e buona serata. Invito a rimanere qui con noi, tra l'altro la seconda dopo la lunga pausa per noi in Veneto, tra l'altro sarebbe la terza, perché abbiamo iniziato in occasione del mese a fine gennaio e poi ovviamente ci siamo fermati, e per noi davvero è un grande piacere, un onore aver trovato la Chetti così disponibile, che ci ha dato la possibilità di cominciare proprio qui. Però l'anno scorso, sindaco, lei ci ha salutato in Piazza Aurora durante la finale di Miss Veneto, eleggendo e fasciando la Miss Veneto 2019, che è qui con noi, Elisa Chechin. Vieni Elisa! Vista ovviamente alla finale in diretta su Rai 1 di Miss Italia, e ci è venuto a trovare questa. Prego Elisa. Tra l'altro Elisa l'anno scorso, proprio oggi, è una data importante per lei, vinse a Possagno la finale di Miss Eleganza Veneto, proprio la sera del 20 di luglio. Questa sera ritorna a trovare, però in questo caso con la fascia di Miss Veneto. Un saluto anche da parte tua. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, è quasi emozionantissimo perché ormai avevo dimenticato tutte queste belle cose e sono contenta e non vedo l'ora di passare la serata insieme a voi e nulla, vi auguro buona serata, grazie. Grazie Elisa, grazie ai nostri ospiti, potete accomodarvi, grazie davvero. Ragazze, se volete rientrare in camerino, sempre con le distanze, mi raccomando. Guardate che brave, guardate, prego rientrate in camerino e poi cominciamo a presentarvi come si deve, grazie. Bisogna fare che noi vogliamo rispettare tutto. Bene, a questo punto posso dire che possiamo davvero cominciare. Siamo un po' emozionati, perché poi chi fa il nostro mestiere siamo abituati a fare festa, a stare col pubblico, e questi mesi fermi a casa a guardare spesso la televisione, ed erano quelle tutte repliche, non vedevamo l'ora di tornare in pista, perché in fondo chi ha scelto di fare questo mestiere sta bene sul palcoscenico, sta bene con amici del pubblico che ci seguono, e quindi per noi questa sera è davvero, permettetemi anche per me, un ritorno in qualche modo alla normalità.
e appunto ringraziamo la direzione di questo Hotel Elite così bello che ci ha dato la possibilità di stare qui con voi questa sera e di poter far calcare questo palcoscenico così importante a tante ragazze, perché sono state loro uno dello stimolo, lo stimolo che ci ha detto ricominciate, perché tanti erano i messaggi che ci arrivavano in queste settimane, ci chiedono ma ripartite, ripartono le selezioni, ok, adesso siamo ripartiti davvero. Voglio anche illustrarvi velocemente quelle che sono le metodiche, ovviamente noi si scherza però non si può scherzare molto, rispettiamo quelle che sono le distanze e non solo, abbiamo 17 concorrenti perché ovviamente il numero viene anche limitato, c'è uno studio di organizzazione sui camerini per poter poi rispettare tutte quelle che sono normative, insomma, però l'importante è divertirsi insieme. Le ragazze le vedo, sì, la vedo già prontissima la concorrente numero 1, allora sapete cosa faccio? Siccome i presentatori a Miss Italia chiacchierano ma contano poco, contano le concorrenti, io mi metto in quell'angolino e insieme a voi andiamo a conoscere le concorrenti, le vedremo prima sfilare in abito e poi con il podio ufficiale del concorso, lo dico anche per gli amici giurati che sono qui, che avranno il compito di andare ad individuare e a votare la vincitrice del primo titolo di Miss Elite Jesolo. Pronte ragazze? Cominciamo! Concorrente numero 1! Ed è lei ad aprire ufficialmente la sfilata di questa selezione qui all'Hotel Elite di Jesolo Pineta. Lei è Giulia. Prontissima Alice, concorrente numero 2. Lei ha 22 anni, arriva da Mestre e studia conservazione dei beni culturali, concorrente numero 3. Concorrente numero 4, lei è Elisabetta. Concorrente numero 5, lei è Chiara. Lei ha 21 anni, arriva da Colle Ugane, da Baone precisamente, e fa la speaker radiofonica. Francesca, concorrente numero 6. Che sta sfilando di fronte al tavolo giuria a 20 anni. Da Verona studia filosofia e lavora per Telemantova nell'ufficio stampa del Mantova. Quindi.
Giorgia numero 8. Greta numero 9. E andiamo con Asia, concorrente numero 10. Asia, che ha terminato il suo percorso. E accogliamo Elisa, concorre con il numero 11, lei ha 21 anni. Isabella 21 anni arriva dalla semifinale della battaglia. Anni di Belluno, studia lingua a Venezia, la concorrente numero 13, la nostra Clizia. E a 21 anni arriva da Vicenza e fa l'animatrice. 14. Numero 15, Laura. Ecco che sta arrivando Laura, 22 anni, da Campo San Martino in provincia di Padova. Con il numero 16 Anna Vittoria.
Elisa, 19 anni, di Battaglia e studia lingue. Malgrado tutto, questa è la corona che ancora ci piace di più. Abbiamo sempre da parlare tanto di corone in questo periodo, ma questa è quella che piace a noi ed è bello trovarci qui con questa corona alle spalle. Bene, adesso abbiamo visto la prima uscita delle ragazze con il loro abito, più tardi, fra qualche istante, le vedremo con il body ufficiale e quello sarà un momento importantissimo per la giuria, perché sarà il momento in cui daranno il voto definitivo. Allora, signori giurati, attenzione, perché adesso arriva il momento dell'uscita con il body. Come al solito io mi faccio da parte, protagoniste sono sempre loro i nostri concorrenti e quindi iniziamo a rivederle cominciando sempre con Giulia, che è la concorrente numero 1. Signora numero 2, Alice. Una volta di Alessia, concorrente numero 3. Elisabetta con il numero 4. Ed è prontissima anche Chiara con il numero 5. Francesca, 21 anni, di Paone Coniuganei. Andrea, numero 7, 20 anni, di Verona. Salutiamo Giorgia, 2 anni di Telio Veneto, concorre con il numero 8. Ecco Greta, numero 9, 18 anni, di Venezia.
Asia numero 10, 18 anni di Jesolo. Numero 11 Elisa, 21 anni di Mestre. Anni di Sernaglio della Battaglia. Isabella concorre con il numero 12. Luzia concorre con il numero 13. Giocate Ariana numero 14. Quindi è la volta di Laura con il numero 15. La vittoria concorre con il numero 16. Andare Elisa, la numero 17, 19 anni di Valstagno. Chiedo un bel applauso per tutte le nostre concorrenti, grazie. State molto bravi, questo giardino, questa piscina è davvero straordinaria. E poi insomma il bello di Miss Italia sono delle ragazze che ovviamente hanno già esperienza, qualcuno fa già delle sfilate, avete sentito, abbiamo ragazze che si avvicinano alla conduzione radiofonica, televisiva e poi vengono a fare Miss Italia perché magari Miss Italia ha quel valore aggiunto in più che può offrire quell'opportunità in più lavorativa. Altre invece, io lo dico sempre, magari sono la prima esperienza, la prima volta che calcolano una passerella, ma hanno il piacere di partecipare a Miss Italia per quello che Miss Italia e la sua storia rappresenta. E questa unione di queste due possibilità che le ragazze hanno rende grande Miss Italia. Questo è uno dei motivi per cui questo concorso piace così tanto dopo i suoi 81 anni. Pensate da quanti anni Miss Italia fa compagnia in tante piazze, strutture belle come questa di questa sera. Lo ricordo agli amici che stanno seguendo, siamo qui all'Hotel Elite di Jesolo Pineta. Bene, allora andiamo avanti. Adesso il lavoro della giuria è terminato ovviamente, quindi le nostre ragazze forse sono anche più rilassate ovviamente, perché il momento della giuria è sempre comunque un impegno, è sempre un po' una tensione, questo è assolutamente comprensibile. Adesso arriva il momento dedicato alle sfilate, alla sfilata. Noi in questo contesto abbiamo voluto così fare un regalo a Katy. Tra l'altro uno dei costumi d'epoca che vediamo sfilare questa sera credo sia stato protagonista di una foto fatta proprio con una Miss Italia 1 o 2 anni fa che usciva da questa piscina.
da questa scala della piscina, che indossava uno dei costumi che stanno indossando le ragazze qui, perché noi facciamo una sfilata di abiti d'epoca degli anni 50, 60, 70, era impossibile riproporla qui, però abbiamo detto una parte di questa sfilata sono 7-8 costumi da bagno d'epoca degli anni 50, 60 originali, che in qualche modo ci fanno tornare alla mente gli anni di Miss Italia, gli anni della storia di Miss Italia. Poi ci saranno i primi 7 costumi, poi avremo le ragazze che indosseranno costumi da bagno moderni, quindi avremo questo mix di moda mare che vedremo in questo momento. Le ragazze, la prima parte è dedicata proprio ai costumi da bagno d'epoca, quindi andiamo insieme a vederli. A voi le nostre concorrenti al titolo di Miss Elite Jesolo. Eccole, costumi da bagno d'epoca anni 50 e 60. Applauso. Loro questi sono costumi, e uno di questi costumi era proprio uscito da questa scala. Bene, potete rientrare ragazzi. A questo punto andiamo a parte di costumi da bagno moderni, eccoli.
E grazie a queste nostre belle concorrenti che si sono messe in gioco anche con una sfilata. Tutto, insomma, è sempre un po' complicato poi sfilare con gli abiti, con i costumi d'epoca, poi è ancora un po' più complicato perché ovviamente mentre i costumi normali, quelli moderni si calzano sulla misura della ragazza, quelli d'epoca quelli sono perché sono tutti originali, quindi le ragazze devono un po' adattarsi a quello che è il costume, ma sono state bravissime. E io vorrei qui con me sul palco Elisa Chettini, Miss Veneto 2019, perché insomma mi piacerebbe sentire, l'abbiamo vista all'inizio, ho portato il saluto, però è passato il momento di grande tensione di ogni selezione che tu hai vissuto. Vieni anche tu di fronte a questo tricolore che è ancora tuo, perché questa fascia è sempre tua e quindi questo tricolore resta tuo. Senti, sedersi al tavolo degli ospiti e osservare queste ragazze che condividono in qualche modo la stessa tensione, la stessa emozione, la stessa felicità che hai provato tu lo scorso anno in questi momenti, cosa ti ha fatto pensare, cosa ti ha fatto rivivere? Allora, per me è molto strano, anche perché non ero mai stata seduta, anche ho avuto poche possibilità di fare, poche selezioni insomma ci sono state, e quindi sono delle emozioni nuove che sono state molto forti. Le prime 2 selezioni che abbiamo fatto mi mancavano un po', devo dire, quindi sono contenta che siamo ripartiti più forti e con tanta voglia di fare, di sorridere e di regalare tante emozioni belle. Senti, tu il 20 luglio del 2019 hai vinto a Possagno il titolo di Miss Eleganza Veneto, quindi uno dei titoli storici importanti di Miss Italia, un titolo regionale. Poi, arrivato a Jesolo, hai sbancato e hai vinto il titolo di Miss Veneto. Cosa ricordi della finale regionale di Miss Eleganza? Quindi la tua prima finale regionale, quella che sapevi ti dava comunque l'accesso alle prefinali, quindi un passaggio importante era stato fatto. Le gambe che tremano, ma proprio è stato un colpo al cuore perché non me l'aspettavo. Per me era la prima esperienza, la prima volta sui tacchi, prima era proprio la mia seconda selezione, quindi è stato così inaspettato che se devo pensare proprio una parola proprio ricordo le gambe che tremano. Io tremavo in una maniera allucinante, bellissimo però. E questo Elisa ha detto una cosa bella, è il bello di Miss Italia. Ci sono, come dicevo prima, ragazze che hanno esperienza già e approfittano della visibilità che dà Miss Italia per ottenere delle opportunità di lavoro, poi ci sono le ragazze che magari vogliono provare. Come mai hai deciso di partecipare a Miss Italia? Allora, è una storia un po' lunga, nel senso che io l'ho sempre un po' covato, è sempre stato un mio sogno, sempre nella testa c'era sempre quest'idea, l'ho sempre un po' accantonata perché ero una ragazza molto inquadrata, nel senso che facevo il mio, studiavo e vedevo la cosa di Miss Italia un po' fuori dalle righe, un po' fuori dalla strada che mi ero segnata. Poi col tempo si cambia, si cresce e capisci nella vita che non ha senso non rischiare, non buttarsi e non provare, quindi ho detto ma sì, proviamo, vediamo cosa succede. L'ho fatto proprio per togliermi lo sfizio e in realtà mi ha regalato davvero tanto. E una domanda invece, tu hai 20 anni più o meno, 22 a settembre, vabbè, 22 a settembre, giovanissima, una ragazza di 22 anni che si trova, che è capitato quello che è capitato quest'anno, quindi giorni e giorni, mesi in casa. Come l'hai vissuta questo periodo così strano, così particolare? È stato per tutti, ma forse per quei giorni in maniera ancora diversa. Allora, giusto perché non ho mai studiato abbastanza nella mia vita, ho detto quarantena, studio ancora di più. Quindi ho studiato tantissimo, ho finito gli esami e ho scritto la tesi prima del previsto e quindi a breve, ho quasi paura a dirlo perché l'ultima volta che l'ho detto è stato il lockdown, però dovrei laurearmi. No, non dirlo più a questo punto. C'era un braccio tra noi, che non si dica, c'era un braccio tra noi. Elisa, grazie, ci vediamo dopo per le premiazioni. Grazie. È un problema, però anche questo è un po' tornare alla normalità, fare un'intervista con un braccio un pochino più lungo e ci sta vicino, però insomma ce la facciamo, in qualche modo ce la facciamo. Bene, e adesso siamo arrivati al momento, lo dico anche a voi che ci state seguendo, tutto bene? Noi tutto a posto, ragazzi? Mario Bonesi mi fa di sì, io glielo chiedevo agli amici che ti stanno guardando adesso se va tutto bene, però Mario mi ha detto che va bene, quindi tecnicamente sta andando, e anche Giulia mi hanno detto così, poi insomma anche voi mi auguro vi stiate divertendo. Allora, adesso è arrivato il momento importante, perché è arrivato il momento delle premiazioni e quindi rivedremo tutte le ragazze in uscita
come abbiamo visto all'inizio, e poi ovviamente sapremo chi sono le vincitrici di questa serata. Andremo, ma fra qualche istante, ti do io l'ok, andremo anche in diretta su Facebook, sulla pagina di Miss Italia Veneto, quindi avremo in diretta dappertutto stasera, ma ci fa piacere perché insomma questo è il ritorno di Miss Italia dopo un lungo periodo di pausa, di sosta forzata, però insomma siamo tornati questa sera e mi sembra che il gradimento del pubblico e la simpatia e la gioia di queste ragazze sia il premio migliore insomma per tutti quanti noi, quindi questo ci ha fatto davvero molto piacere. Pronte ragazze? Pronte per l'uscita? Direi proprio di sì. Prego, schieratevi qui sul palco, grazie. Vai Gianni con la base. Ale. Facciamo un bel applauso per le candidate al titolo di Miss Elite Jesolo. Bene. Aspetta ancora un attimo. Volevo solo dire che prima, vedete, questi tempi succede anche questo, mi avevano dato una scheda e aveva sbagliato Paola Rizzotti perché non erano i punti, era la febbre, perché ho visto c'era scritto 36,5, 35,2, 34,3, perché hanno fatto anche questo oggi, vero che è stata misurata la febbre tutte quante voi? Perfetto, e quindi se vede adesso ci sono tanti di quei fogli in camerino che girano, non solo i punteggi, ma anche la febbre, succede. Allora, sei prontissima con la tua telecamera, ovviamente da questa parte abbiamo gli amici di Giriferro e poi qui abbiamo, che non vedete, il bellissimo pubblico dell'Hotel Elite, e quindi grazie perché ci avete fatto davvero una bella compagnia. Quando vuoi. Quando vuoi mi dici quando siamo in diretta sui nostri social di Miss Italia Veneto, ovviamente, da questa parte, di qua invece abbiamo G di Ferro, io non so più dove guardare, guarda da questa parte. Mario, scusa, ragazzi, io voglio stare a distanza. Allora, siamo pronti, amici che ci state seguendo, siamo qui all'Hotel Elite di Jesolo Pineta al termine di questa importante selezione di Miss Italia, importante perché ci troviamo in una location stupenda, particolarmente legata a Miss Italia, c'è un grande affetto tra questo hotel e il nostro concorso, e poi perché è la prima selezione che facciamo dopo questa lunga pausa forzata, doverosa perché le regole vanno rispettate, però adesso siamo tornati a fare quello che più ci piace, che sono le serate di Miss Italia, con queste bellissime ragazze alle quali farei un grande applauso, perché adesso sono molto tese e stanno aspettando con ansia il verdetto della giuria, e questo applauso lo voglio non solo per la loro bellezza, per la loro simpatia, ma perché dal pomeriggio del momento delle prove sino al termine di questa serata sono state bravissime. Si sono comportate nella maniera migliore, con grandissima responsabilità, e quindi questo vi dà atto e vi meritate questo applauso per questo. Brave davvero. Bene, ed ora è arrivato il momento di premiare. È arrivato il momento di premiare, e con noi Katie Furlamento, che è la titolare. Sarà lei a premiarle tutte quante. Come premieremo questa sera? La fascia non si indossa, Katie poserà, cederà la fascia alla vincitrice, lei da sola la indosserà. Ci siamo? Katie, com'è andata? Benissimo, molto contenta. Molto bene, iniziamo. Tutte e 6 le candidate che seguiranno i titoli passano direttamente alla finale regionale, quindi ragazze sapete, abbiamo detto che ovviamente il concorso di Miss Italia è in lavorazione, si stanno preparando delle nuove formule, e quindi però le finali ci saranno per accedere alla finale, e quindi ragazze, le 6 ragazze questa sera accederanno tutta la regionale. Bene, iniziamo con la sesta classificata. Scusate, io posso andare in questo angolo? Sì, che ci sto a fare. Sesta classificata è la numero 3, Alessia Lavori di Mestre. Eccola qui, Alessia si ritira la fascia
Eccola qui, i bracci li fate così, a distanza, e facciamo un bel applauso. Grazie Alessia. Sempre Chetti a premiare la quinta classificata. Eccola qui, quinta classificata, anche lei ammessa alle regionali, la concorrente numero 7, Andrea Scarsini di Verona. Quarta classificata con il titolo di Miss B-Match. Classificata è la numero 5, Chiara Trincanato di Campagna Lupia. Terza classificata. Chetti questa sera lavora sempre, direi. Io quando vengo in questo albergo non l'ho mai vista ferma, se devo dire la verità, però questa sera gli faccio un male straordinari. Terza classificata, la concorrente numero 12, Isabella Gila di Sernaglia della Battaglia. È vicina. È vecchio il trucco, per avere la foto in più, è vecchio il trucco, Andiamo a premiare la seconda. Miss Rocchetta Belletta. Seconda classificata, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, la concorrente numero 6, Francesca Toffanin di Baone. A questo punto andiamo con la prima classificata. Vedo il sindaco Valerio Zoggia prontissimo con la fascia, insieme a Chetti. Paola Rizzotti, io ti vorrei qui per un con la mascherina, sfilati la mascherina, ecco qui. Venga pure Paola. Allora, sindaco, fare un saluto. Ma il mio ringraziamento va oltre a questa splendida cornice, questa struttura meravigliosa, gestita brillantemente da Chetti, ma soprattutto il tuo personale, perché sappiamo che insomma abbiamo un po' preso una giornata e abbiamo un po' diciamo così cambiato quelli che erano i loro programmi, però io penso che una partenza da qui sia veramente stata una gran cosa, quindi un ringrazio personale a te e a tutti i tuoi collaboratori. E poi cosa devo dire? Ringrazio queste ragazze perché sono state veramente bravissime e in bocca al lupo a tutti, grazie. Sindaco? C'è un problema questa sera, perché io sono 8 anni che premio le Miss, e la fascia l'ho sempre messa io e le ho sempre baciate. Come facciamo quest'anno? È un problema. Questo è un problema, non so come risolvo. Tu lo risolvi tutto, quindi. Io baciare la mia. No, era uno scherzo. No, comunque grazie alla Chetti che ci ha dato questo meraviglioso spazio per continuare questa avventura che ormai continuiamo insieme da tanti anni, quindi la serata è andata bene, le ragazze sono tutte carine e brave. Adesso però purtroppo ne c'è solo una, ma c'è la possibilità di rifarsi. Grazie a tutti. Questo sicuramente, grazie a lei. Io devo dire la verità, siamo veramente molto felici di aver ripreso da qui e anche un po' emozionati, perché per noi è davvero un ritorno dopo tanti mesi. Noi abbiamo fatto 2 selezioni, dovevamo fare la Miss Carnevale del Veneto a Casale di Scodosio domenica 23 febbraio e decidemmo con il sindaco che forse era meglio annullare tutto perché abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di importante e ci rivediamo dopo quella volta qui insieme. Tante ragazze che sono qui dovevano proprio venire a Casale e ci siamo rivisti queste sere, ci è fatto davvero tanto piacere, perché insomma noi, ripeto, la nostra passione, la nostra voglia è quella di stare qui insieme a voi con il pubblico e queste ragazze. Abbiamo con noi Miss Veneto, vieni a trovarci Elisa. L'abbiamo conosciuta un po' meglio prima, adesso Elisa Chettini viene a trovarci nel momento della premiazione. Io come al solito sindaco mi sposto e a questo punto non sappiamo come metterci. Una volta tutti belli insieme, ma verrà il giorno che torneremo tutti sul palco insieme, ci abbracceremo tutti quanti. Vince il titolo di Miss
Elite Jesolo, la concorrente numero 14 Arianna Borgo di Vicenza. Io avevo consigliato di lanciarla la fascia, poteva essere un'idea. Ciao Mario, ciao ragazzi, alla prossima, ciao! Ciao a tutti amici di Ferro Team, oggi siamo qui all'Elite per la prima selezione di Miss Italia a Jesolo. Qua abbiamo con noi la vincitrice di questa prima selezione che ora si presenterà a noi. Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 21 anni e vengo da Sarcedo, un piccolo paese in provincia di Vicenza. Bene, diciamo che un orgoglio veneto. Alla fin fine questa ragazza è riuscita, nonostante le sue altre 16 concorrenti, ad aggiudicarsi il primo posto. Come ti senti? Sei emozionata? Sì, moltissimo, devo dire che proprio non me l'aspettavo. Bene, dai, allora ti auguriamo veramente un grandissimo in bocca al lupo di passare anche la finale regionale alla quale grazie alla fascia sei passata e ti auguriamo ogni meglio per la tua carriera da modella. Grazie mille. Un saluto! Siamo qui con Michele che è il rappresentante e diciamo il patron del Veneto, anzi del Triveneto, giustamente, del Triveneto, che questa sera ha organizzato la tappa di Miss Italia qui all'Elite, l'hotel di Jesolo. Come è stato poter finalmente risbloccarsi e poter fare questa tappa nonostante tutto, nonostante il Covid? Guarda, innanzitutto saluto gli amici che ci hanno seguito, so che sono stati in tanti e vi ringrazio Mario, ringrazio te per lo spazio che ci avete offerto. È stato bello, io, più che patron, è Paola Rizzotti, la titolare dell'agenzia Modashow.it che gestisce in Veneto e Friuli Venezia Giulia Miss Italia. Io chiacchiero durante le serate, come avranno visto probabilmente, e è stato bello perché io l'ho detto anche prima, inizio serata, dove un po' di emozione si sentiva, perché comunque la pausa è stata molto lunga. Riprendere è il bello del nostro mestiere, non si vedeva l'ora. Chi sceglie di fare questo lo fa per stare col pubblico in location così belle. Le ragazze ci hanno dato una spinta a ricominciare fortissima e questa è la cosa bella di questo incontro, di questa serata. Sì, diciamo che le ragazze alla fin fine sono state anche loro, diciamo, il motore per far venire su anche questa voglia di ricominciare, perché erano tutte molto cariche, non vedevano tutte l'ora di partecipare a questo concorso storico che è Miss Italia. Dobbiamo dire che te come presentatore hai fatto anche scalpore, sei stato molto piaciuto e cliccato, quindi dai veramente complimenti. Mi fa piacere, ovviamente, sai, questo è bello perché è quello che si fa tutte le sere, no? Chi fa il mio mestiere si mette in gioco in tutti gli appuntamenti e quindi la sorpresa è sempre dietro l'angolo, positiva o anche il problema da risolvere sul palco. Questa sera per fortuna problemi non ce ne sono stati e le ragazze sono state davvero straordinarie, nel senso che hanno capito quello che avevano intorno, ci hanno tenuto a rispettare tutti quelli che sono i regolamenti, le normative e per questo bisogna fare un plauso. Avete probabilmente visto come le avevamo sistemate sul palco, grazie alla regia di Paola ovviamente. Paola Rizzotti organizza sfilate, regista sfilate da ormai tanti anni, quindi ha l'esperienza per poter mettere all'oraggio delle ragazze. Ti dirò che hai detto un concorso storico, in 81 anni del concorso, Miss Italia in 81 anni di storia italiana ne ha vista davvero di ogni. Gli mancava il virus e Miss Italia è presente anche in questa epoca, anche in questo fatto così importante. È la forza di questo concorso e la forza di questo concorso è aver riunito tante persone, oltre a tante ragazze, insieme per una sera e questo è bello, questo sicuramente è bello. È sicuramente molto bello, ma appunto Miss Italia combatte anche il virus, non si fermerà mai, questo è poco ma sicuro. Ti ringraziamo tantissimo per averci invitato a questa splendida serata. Ci vedremo sicuramente, ci vedrete anche voi nelle prossime tappe perché non sono le ultime, dobbiamo arrivare fino alla finale regionale con tutte le ragazze, saremo sempre noi qui presenti a lavorare per voi. Un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao amici di Ferro!